Buonasera e benvenuti qui a Trebaseleghe per la terza giornata di andata, il recupero di questa terza giornata di andata del campionato nazionale di Serie B Girone D1. Quest'oggi in campo vediamo qui a Trebaseleghe che siamo in trasferta per questo match. La squadra di casa è la Silvolley Trebaseleghe e chiaramente la nostra squadra è il Volley Treviso, una Silvolley Trebaseleghe che è stata costretta a un fermo iniziale di campionato lungo causa Covid e che quindi ha costretto la squadra di coach Michele Zanin a recuperare questo match infrasettimanale il 31 marzo qui alle 20:30. Ricordiamo che gli Oro Granata affronteranno un'ultima giornata sabato questo a Belluno per quello che sarà il match d'alta classifica e che determinerà probabilmente la griglia dei playoff di cui parleremo più tardi. Nel presentare le squadre dell'incontro dicono che i volumi sono in diretta e che va bene tutto, quindi possiamo iniziare. Nel presentare le squadre di oggi, raccontiamo quello che potrebbero essere le formazioni che vedremo in campo tra poco. Volley Treviso, partiamo dalla nostra squadra, dovrebbe scendere in campo con il sestetto visto nelle ultime giornate, con l'asse palleggiatore opposto composto da Bonifante e Novello, i due schiacciatori che sono Soldan e Cunial, e al centro chiuderanno il sestetto assieme a Libero Ceolin i centrali Crosato e Mozzato. La squadra ospite dovrebbe scendere in campo con tanti ex Oro Granata. Avranno al palleggio sicuramente il palleggiatore che abbiamo visto anche nella gara di andata, il 35enne Alberto Niero, che farà l'asse insieme all'opposto con Matteo Tonello. Nel ruolo di schiacciatori giocheranno due ex Oro Granata, uno è stato qualche anno in meno, è stato una stagione solo a Treviso, mentre il secondo è stato ben 10 stagioni a Treviso. E stiamo parlando di Tommaso Mason e Andrea Campagnol, che appunto giocheranno nel ruolo di schiacciatori. Al centro ci saranno gli stessi centrali visti anche in casa alla Ghirada, con Giandomenico Zanatta e Alessandro Stellin. Ora il volume dovrebbe essere sicuramente migliorato, chiedo una conferma dalla regia e quindi tra pochi secondi sarà tutto pronto per iniziare questo match. Abbiamo presentato i sestetti e potremo tornare a vedere le squadre in campo. Ok, tutto pronto per iniziare, quindi le due formazioni stanno scendendo in campo, qui al palazzetto di Trebaseleghe, palazzetto di Silvelli per essere precisi. Formazioni quindi che si conoscono già dalla gara di andata e che si affronteranno tra pochi secondi. Racconteremo poi durante il prossimo time out, insomma in una pausa di gioco, racconteremo un po' quello che è il proseguo del campionato nazionale di Serie B con una formula che è stata completamente rivisitata da pochi giorni da parte della Federazione Italiana Pallavolo causa notevoli e importanti sospensioni su scala nazionale dovute appunto al Covid. È tutto pronto per iniziare, raccoglie il pallone il giocatore della squadra di Trebaseleghe numero 5 Alessandro Stellin per introdurre appunto la prima azione di gioco qui il palazzetto. I due arbitri, i signori Alessio Bragato e Simone Natale di Venezia, controllano che tutto sia pronto e danno il via per iniziare questo match. Stellin batte su Cunial, Cunial riceve male, subito azione difficile per Treviso, Novello palla alta su Campagnol che Mura ricostruisce, si va poi da Cunial di nuovo, appoggia il pallone, Campagnol ricostruisce, Niero chiama in causa dalla parte opposta l'opposto avversario Stellin. Scusate, Pegoraro, questa è un'anticipazione errata che mi hanno dato, quindi primo punto dello schiacciatore Pegoraro, anche lui ex Oro Granata. E poi racconteremo meglio un po' i curricula dei giocatori di Trebaseleghe. Ancora quindi Stellin
al servizio salto flot su Ceolin. Ceolin riceve bene, si chiama subito al centro il nostro centralone Crosato che mette a terra il pallone in primo tempo, rivolto verso posto 5. Crosato che ha visto una prestazione in crescita anche nell'ultimo match, autore fino ad oggi, compreso questo, di 64 punti, di cui 12 a muro, 45 in attacco e 6 ace. Quindi bene per il nostro Federico Crosato che manda al servizio Mattia Boninfante per Volley Treviso. Batte Bonifante forte su Mason, Mason riceve abbastanza bene, palla a Niero e poi a Campagnol. Campagnol non riesce a passare il nastro della rete in attacco con una diagonale che ha tentato strettissima ma che si è insaccata al centro del campo, quindi sulla rete, e ha fatto guadagnare il secondo punto del match a Treviso. Ancora Bonifante al servizio. Tira forte Bonifante, il libero difende con le mani alte, stile beach volley, ricostruzione facile per Treviso, si va alti da Novello che con un lungolinea conquista anche il terzo punto. Primo break per Treviso, 3-1. Sul libero Dimitri Basso. E ancora di Bonifante la palla in questa quarta azione della partita. Quinta azione della partita. Bonifante lavora il pallone su Basso, Basso riceve spostato verso posto 2, non riesce Niero a palleggiare, si va ancora facili da Treviso, appoggio di Treviso, poi attacco di Cunial, ricostruzione ancora nel campo trevigiano, Crosato questa volta in primo tempo, svolta la palla verso posto 1, ruotando prima il braccio e poi il corpo, e quindi punto vincente ancora per gli Oro Granata. Michele Zanin dà qualche indicazione tecnico-tattica ai suoi, in particolare a Mattia Boninfante, e Treviso in questo avvio di match sembra aver trovato subito una quadra corretta. Nel frattempo arriva anche Dario Paglia, il dirigente accompagnatore di Trebaseleghe, che raggiunge la panchina, raggiunge i suoi giocatori. E quindi tutto pronto, 4-1, si può iniziare. Il tifo dei nostri in panca si fa sentire. Ancora Bonifante, tocca il nastro e poi Mason riceve fuori dai 3 metri, alzata del libero Basso. Campagnol infila un pallonetto dietro al muro che era ben piazzato e conquista il punto numero 2 del Silvolley Trebaseleghe. Un pallonetto appunto che dicevo piazzato proprio corto dietro al muro, che ha colto impreparata la difesa di Volley Treviso e che ha permesso a Trebaseleghe di conquistare questa azione imbattuta. Pegoraro. Arriva un fallo di posizione chiamato da Simone Natale, dal secondo arbitro Simone Natale, secondo la sua visione commesso da una partenza anticipata della penetrazione del palleggiatore Boninfante. Silvolley 3, Treviso 4. Ancora Pegoraro al servizio al salto, si alza alto pallone, tira forte Pegoraro girando la palla verso 1, ma infila la mano sotto Cunial che fa spostare Bonifante, palla scontata per lui e il muro a 3 di Trebaseleghe conquista il muro vincente. Proprio conquistato da Campagnol dall'alto dei suoi 189 centimetri, dichiarati sulla carta, ma chissà se sono reali. Conquista questo muro della parità 4-4. Ancora Pegoraro al servizio, ancora su Cunial, non riesce a tenere Cunial la ricezione e Campagnol di prima intenzione mette a terra questo rigore. 5-4, si mangia un break guadagnato Volley Treviso. È un peccato, questo momento di piccola difficoltà nasce dal fallo chiamato dall'arbitro commesso dai nostri giocatori. Vediamo se Treviso sarà pronta subito a cambiare palla da questa azione. Ancora Pegoraro che tira forte, buon turno quello di Pegoraro, ma questa volta non trova il campo e manda fuori la palla, nell'angolo di zona 5. 5 pari, tutto da rifare per Treviso, equilibrio in questo momento, ed è Cunial che si prepara alla battuta.
Si è alzato la palla Cunial, lavora su Campagnoli, la battuta Campagnol non riceve bene, quindi è ricostruzione facile per Treviso. Crosato appoggia bene, si va dietro da Novello, Novello lavora sulle mani di Campagnol e poi su Mason. È proprio Mason ad attaccare in pipe il pallonetto, ma infila la manina sotto Bonifante e poi grande attacco di Novello che trova una bella palla, una palla intelligente. In qualche altra partita abbiamo visto qualche forzatura in queste azioni da parte sua, in questa invece azione è riuscito a lavorare la palla e a conquistare questo punto di vantaggio per Treviso 6-5. Non abbiamo, come sentite, la seconda voce oggi, quindi cerco di dare qualche informazione anche io un po' di gioco, ma non è facile fare tutte e due le cose, quindi mi perdonerete se non sono così preciso. Nel frattempo Cunial commette un errore in battuta, infilando la palla nel sacco della rete. Si va quindi con Campagnol, come dicevo, 10 stagioni a Treviso per lui, dal 2000 al 2010, con tante vittorie nel suo percorso. Batte al salto, Ciolin sui 3 metri, si va subito dietro a Novello, Novello, mani out su Mason. Il muro avversario aveva opzionato quella che consideriamo la seconda parallela su Novello e Novello ha attaccato la palla sul braccio sinistro di Mason, conquistando questo mani e fuori del 7-6 Treviso. Federico Crosato da qualche partita ha cambiato la sua zona di battuta, batte da 1 verso 6, ricevuto dal libero avversario bene, poi attacco in pipe sulle mani di Mozzato, quello che ha conquistato Campagnol, e 7 pari ancora a parità. Trebasele nel proprio gioco, con diciamo orchestrato dal palleggiatore Alberto Niero, ha dimostrato di usare in qualche occasione la pipe e di chiamare anche in attacco i giocatori di posto 4 da seconda linea. Nel frattempo Zanata ha battuto su Cunial che ha ricevuto bene, a palla facile per Soldan da 4, difesa e poi ricostruzione con un po' di confusione nel campo di Trebaseleghe. Ceolin in palleggio al salto bene su Novello, Novello viene difeso, poi si va ancora dietro da Pegoraro che tira forte dritto per dritto sul muro e trova le mani di Mozzato davanti a sé, che quindi regala il mani out. Non è riuscito Mozzato con una penetrazione efficace, anzi mi correggo, non è riuscito Soldan con una penetrazione efficace a muro a limitare l'attacco del giocatore di Trebaseleghe. 8-7. Ancora Zanatta da 5 verso 5, Soldan riceve fuori dai 3 metri, costringe Bonifante a raggiungere il pallone, alzare dietro alto per Novello, si ricostruisce ancora per Treviso, occasione buona, Mozzato fermato al centro, palla alta per Novello, Novello si carica in attacco, una palla difficile quella attaccata da Novello che conquista a questo punto sulle mani di Mason e poi il pallone schizza via. Dicevo una palla difficile perché non so se l'avete vista da video, Novello ha dovuto aspettare una palla che arrivava da dietro di sé, da zona 5 alzata da Vittorio Ceolin, ed è riuscito a trovare il tempo corretto e a sostanzialmente cambiare la direzione della palla attaccando in lungolinea sul giocatore a muro avversario. È proprio lui adesso il nostro Marco Novello, 129 punti prima della partita registrati a tabellino per lui, che si appresta a battere, tira forte forte, colpendo con questo ace Matteo Pegoraro che stava transitando nel cambio di posizione e quindi conquista un punto importante per Treviso. Il nostro Marco Novello, 9-8 Treviso avanti. Abbiamo bisogno di un break importante in questo momento. Ci prova Novello, tira forte ancora Novello. Peccato, la battuta era davvero di una buona velocità e di una buona forza. È uscita lateralmente di circa 1 metro. E quindi ancora parità e rotazione completa per i giocatori avversari che in questo momento hanno al servizio ancora Alberto Niero. Niero salto flot tenuto da Cunial, attacco di Mozzato, azione pulita e punto conquistato per Treviso. In questo avvio di match i giocatori avversari stanno cercando molto in battuta il nostro giocatore numero 11 Edoardo Cunial, probabilmente vogliono mettere pressione e tenerlo anche un po' fuori dall'attacco. Per il momento il risultato e il rendimento del nostro Edo è buono, quindi speriamo possa continuare così e speriamo possa essere buona anche la battuta di Dado Soldan al filo dell'ace, ma giudicata out dagli arbitri e dagli avversari. 10 pari,
non lo dico più, speriamo di non portargli sfortuna. Tommaso Mason, 22enne di Trebaseleghe, in questo momento al servizio. Lavora la palla su Ciolin bene, si va verso posto 4 da Cunial, bravo il nostro Cunial, sulle mani del centrale avversario Stellin. La palla tocca le sue mani, si impenna e finisce nei cartelloni pubblicitari a bordo campo. Ed è il momento al servizio di Matteo Mozzato, 51 punti per lui, 29 in attacco, 18 a muro e 4 in battuta prima del match sull'11-10 per Treviso. Sul libero avversario che riceve bene, si va subito da Campagnoli in 4, ma il muro di Treviso tiene con Bonifante, si ritorna da Campagnoli ancora su Bonifante. Questa volta Bonifante conquista un muro vincente, la palla sostanzialmente Campagnol ha tentato di girarla verso la parte esterna del campo, ma davanti a sé ha trovato Bonifante che gli ha fatto rimbalzare il pallone nella spalla e quindi toccando il pallone ha commesso fallo e ha regalato il primo break del mezzo set a Treviso. 12-10 più 2, ancora al servizio c'è Mozzato. Mozzato sul libero avversario che non riceve bene, attacco difficile lavorato, Dado c'è, si va verso posto 4 Cunial sul buco muro, bravo Cunial, velocizza la rincorsa per una palla un po' bassa, trova il tempo corretto e sulle mani di Stellin conquista questo punto. 13-10 e time out, qualche secondo di pausa anche per noi. Si ritorna in campo 13-10 nel primo set di questo recupero di terza giornata del campionato nazionale di Serie B. Volley Treviso con al servizio Matteo Mozzato conquista un piccolo break di 3 punti. Così era accaduto anche all'inizio del primo set, poi recuperati dagli avversari. Vedremo cosa succederà in questo momento. Il primo punto di cambio palla per Trebaseleghe arriva grazie al mani fuori sulle mani di Bonifante a firma di Campagnol che spinge la palla un po' corta alzata da Nieno sulle mani di Bonifante e conquista questo punto, diciamo, di esperienza. Alessandro Stellin, centrale avversario, si prepara al servizio anche lui, salto flotto da 5 probabilmente verso 5 e così è su Cunial però riceve bene, poi chiamato subito in causa in attacco, appoggia per la ricostruzione Cunial, si va da Novello tira forte e la palla si incastra nel sacco della rete tra Zanatta e la rete, appunto, regalando il punto a Treviso. Bonifante, 14-11 Treviso. Tira forte Bonifante, Mason tiene bene la palla, Niero chiama in causa dietro, attenzione, chiama in causa Pegoraro, ma poi Pegoraro che tira dritto per dritto, trova davanti a sé Federico Crosato che gli spegne la luce con il classico gesto tecnico che si definisce come quercio e conquista quindi il 15° punto per Treviso. Ancora a turno di Bonifante al servizio. Lavora Bonifante la palla corta, si infila sotto il libero, poi chiamato subito in causa Zanatta al centro, ma tenuto da Ciolin. Mamma che palla, ragazzi, mamma che palla. Questa 7, non abbiamo replay, se no ve la faremo vedere. Ricostruzione di Ciolin buona, alzata, diciamo, di palla 7, si definisce così, la palla che attacca il centrale, distante dal palleggiatore. Buona l'alzata di Bonifante e subito Crosato si fa trovare preparato e infila una palla sui 4,5 metri. 16-11 Treviso, ancora Bonifante, forte sul nastro, poi sul libero avversario basso che tocca il soffitto e conquista il 17° punto, costringendo il coach Macente, poi vi spiegheremo anche del coach, al secondo time out. Pausa anche per noi.
Siamo pronti per tornare quindi in linea in questo 17-11 del primo set qui a Tre Baseleghe per questo match di recupero del campionato nazionale. Siamo nella posizione in cui eravamo prima del time out, ovviamente, con Bonifante pronto al palleggio. Lavora ancora la palla Bonifante su Mason che riceve bene, si va subito al centro da Zanatta che fa passare davanti a sé, fa scorrere il pallone davanti a sé e poi lo attacca verso zona 1 dove non c'era nessuno, conquistando il punto numero 12. Dicevo dal coach Macente Raffaello perché in realtà il coach di Tre Baseleghe è Matteo Daldello, nostro ex giocatore e giocatore ancora tuttora, che però non ha ancora conquistato, diciamo, non ha ancora i giusti titoli per poter fare il primo allenatore in Serie B e quindi dalla panchina cerca di dirigere la sua formazione, che però ufficialmente è diretta da Raffaello Macente. Infrazione nel frattempo di invasione su una brutta alzata di Bonifante per Treviso. 13-17 Tre Baseleghe, Matteo Pegoraro al servizio. Out Pegoraro. Poca continuità per il momento dal giocatore avversario numero 6 che è stato a Treviso nella stagione 2019-2020. 18-13 Oro Granata. C'è Edo Cunial, la battuta, si alza alto pallone, Edo lavora su Campagnol non tiene, poi chiusa di prima intenzione la palla da Dado Soldan, punto conquistato da Treviso, bella palla di Edo alla battuta, 19-13, ci riprova per una secondo inserimento di gioco Edoardo Cunial dai 9 metri, ancora alto per lui il pallone alzato, tocca il nastro, poi Mason si va subito in 4 da Campagnol, ma la palla di Niero non è alzata bene, Campagnol perde il tempo o si è inciampato, non abbiamo capito cosa è successo. Fatto sta che il punto va a Treviso, 19-20, ricordavo correttamente, 20-13, il tabellone deve essere ancora aggiornato. Punto di palla battuta di Cunial su Mason, ancora nella palla nel campo degli Oro Granata, appoggio di volley Treviso, poi Novello tenuto, ancora ricostruzione, Crosato ancora, Bonifante poi lo chiama in causa, per un primo tempo che va a terra, è un primo tempo spostato, nel senso che Bonifante era spostato verso posto 2 e Crosato mette il pallone a terra. Cunial tira forte, Mason si va verso Campagnol a terra, fa scorrere il pallone anche Campagnol, il muro avversario si ferma sul nastro della rete, Campagnol tira forte dove non c'è nessuno, in posto 6 e mette a terra questo pallone. Campagnol, maglia numero 12 per lui sul 21-14. Palla salto flot su Ceolin, tenuto bene la ricezione da Ceolin, si va dietro da Novello. Novello fortissimo in lungolinea su Basso. Crosato sul 22-14, stiamo cercando di far sistemare il tabellone. Mani è fuori vincente. Chi ci sta vedendo da casa mi dia qualche feedback, mi dicono che si vede solo nero e questo sarebbe un problema.
È tutto ripristinato. Zanatta, salto flot per lui, il pallone su Cunial, ricezione spigolata un po' bassa, si alza in 4 per Soldan, attacco difeso in qualche modo da Trebaseleghe che poi non riesce a contrattaccare, subito Mozzato, anche lui in 7, Mozzato schicca il pallone ma riesce comunque a metterlo a terra verso zona 1 e quindi punto conquistato da Treviso, 23-16. Sostituzione in casa di Michele Zanin, è cambiata la diagonale, sostanzialmente esce col numero 5 Novello, entra col numero 4 Fisicaro, esce col numero 2 Boninfante ed entra col numero 13 Massafeli. No, mi dicono che non è esordio. Oh. Fisicaro alla battuta. Buona la battuta di Fisicaro, ottenuto da Trebaseleghe. Subito dietro da Pegoraro attacca verso zona 1, non riesce la difesa di Ceolin, quindi punto conquistato da Trebaseleghe. Cambio anche in regia per gli avversari, con la maglia numero 17 esce Niero ed entra con la maglia numero 8 Marco Cattarin, anche lui a Treviso nella passata stagione. Ci dicono che va tutto bene, quindi continuiamo in questa diretta. Salto flotto da 1 verso 6, Ceolin un po' bassa, Fisicaro si infila sotto inginocchiandosi a terra, alza in 4 e Massafeli, primo punto del match per lui con questo attacco in diagonale, sempre sul libero basso, che per un libero insomma è un cognome anche adeguato. 23 o 24 non si capisce a 17. Soldan non colpisce bene il pallone, spara out la palla. 23-18, teniamo per buono quel punteggio. Mason per gli avversari, 22enne. Anche lui lavora il pallone, Ceolin riceve bene, si va subito da Fisicaro che alza un primo tempo alto per il nostro Mozzato. E Mozzato mette a terra il pallone. Il punteggio l'avevamo visto giusto noi, quindi 25-18 e primo set conquistato dagli Orogranata. Appuntamento tra 3 minuti.
E si ritorna in campo quindi per questa terza giornata del campionato di Serie B, una giornata di recupero di una sospensione causa Covid delle gare del Silvolley Trebaseleghe. Volley Treviso conquista il primo set 25-18 qui in trasferta in questa gara delle 8:30 del mercoledì. Leggiamo quindi, visto che ne abbiamo la possibilità, oggi qualche numero di Lollo omaggio. Volley Treviso chiude con un primo set con un attacco del 52% di percentuale di punto. 6 i punti conquistati da Marco Novello, 4 i punti conquistati da Federico Crosato, 2 punti per Edoardo Cunial, 1 punto per Davide Soldan, 1 punto anche per Matteo Mozzato. No, per Matteo Mozzato. 2 punti per Matteo Mozzato e 1 punto per Murilo Massafeli. Silvolley Trebaseleghe, 58% in attacco, 3 punti per Pegoraro, 6 punti per Andrea Campagnol, 1 punto per Mason e 1 punto per Giandomenico Zanatta. Gli errori degli avversari nel primo set sono stati 5 e sono gli stessi errori che abbiamo commesso noi, quindi 5 pari. La ricezione è stata positiva per il 40% circa per entrambe le squadre. Treviso fa segnare 2 punti a Muro, a Tabellino, e anche Trebaseleghe 2 punti. La differenza probabilmente è stata commessa dagli errori in attacco e degli attacchi murati, che per Trebaseleghe sono sostanzialmente 5 contro per Treviso sono 3. È ripartita nel frattempo il match, 1 pari. Edoardo Cunial al servizio. Al salto per lui, non colpisce bene il pallone, chiede scusa ai suoi compagni e la palla si ferma al centro del campo. E ancora in campo invece il nostro ex giocatore Matteo Pegoraro sul 2-1 per Trebaseleghe, ed è proprio lui fuori a fondo campo, qui vicino alla nostra telecamera, che si prepara col braccio dritto a lanciare il pallone verso posto 1. Cunial riceve bene, in campo Dado, attacco, poi ancora ricostruzione per Treviso, si va dietro dal nostro Novello che attacca e conquista questo punto. Da segnalare con una piccola particolarità: nel campo di Treviso al palleggio c'è Nicolò Fisicaro al posto di Mattia Bonifante, quindi cambio in regia per i nostri Rodoganata. Crosato da zona 1 al servizio verso zona 6, Mason riceve Niero in alzata per Zanatta, tenuto dagli Rodoganata, bravi in difesa, si ricostruisce nel campo di Trebaseleghe, dietro subito per Mason, da seconda linea Mason, fuori il pallone di Mason, out, punto Treviso, 3-2. Mason ha un attacco abbastanza complesso da fermare a Muro, perché attende fino all'ultimo momento in carica come un arciere passare della palla e poi frusta il pallone con un tempo molto strano, quindi difficile anche da prendere a Muro per i nostri Orogranata. Crosato ancora al servizio da 1 verso 1, il basso, riceve sui 3 metri, poi si va da Campagnol in 4, difesa facile per Treviso, alzata imprecisa, costringe Soldan ad attaccare come può di sinistro questa palla. Fisicaro ancora in 4 per Soldan, ancora poi un po' di bagarre sotto rete. Mason appoggia il pallone bene per Niero al centro del campo. Niero chiama in causa Pegoraro, la palla non era bellissima, Pegoraro infila in rete il pallone. Un brutto errore quello di Trebaseleghe in questa azione, possiamo dirlo. Sembra essere un po' demotivato in questo momento Pegoraro, sconsolato, forse la parola migliore. Crosato invece è pronto sul 4-2 per Treviso per inserire ancora l'azione in gioco. Crosato da 1 verso 6, Mason fuori dai 3 metri, Bagher, Paniero non può attaccare Trebaseleghe, Novello è pronto, alzata di primo tempo per Mozzato. Mozzato chiude gli occhi, attacca forte, ma davanti a sé trova Stellin, che restituisce il famoso quercio di prima, citato anche dallo staff tecnico Orogranata che ci sta seguendo da casa. 4-3, ancora vantaggio di una lunghezza per Treviso. Campagnol proverà ad offendere la ricezione trevigiana in questa azione.
salto float, anziché palla al salto per Campagnol, cerca la battuta tattica non gli riesce, la palla termina out, 5-3 Treviso. Ricordiamo che l'Under 19, che o meglio, che il gruppo di Serie B che state vedendo ora è impegnato insomma anche nel campionato Under 19, nel girone A del campionato Under 19, dove Treviso conduce a pari punti con la Spes Belluno il campionato dopo 2 giornate, seguito da Motta con 4, Pulpe Alpi con 3 e La Piave con 1. Novello tira una bomba fortissima su Basso. Basso probabilmente ha ammaccato il parquet in questa ricezione perché era davvero una bomba. La palla è schizzata via e Novello si riprepara alla battuta. 6-3. Provano a prendere le distanze i giocatori di Trebasele, che vi faccio notare a video come il numero 12 Campagnol stringe di un passo verso Basso per coprire un po' la sua zona di ricezione. Novello tira un altro tracciante terra-aria, ma questa volta la palla non tocca il campo, purtroppo. Più che una palla al salto, questa sembrava una palla float perché ha viaggiato parallela al pavimento per gli ultimi 6 metri. E 6 anche il punteggio di Treviso, con Trebaseleghe a 4 che insegue in questo momento. Zanatta, Giandomenico da 5 verso 5 su Soldan. Soldan riceve bene, si va ancora da Novello. Il braccio Novello ce l'ha caldo, ma questa volta non trova il campo e spara out l'attacco. Vediamo cosa succederà in questa azione di cambio palla per Treviso, che è avanti ancora di una lunghezza, ma che certamente Giandomenico Zanatta vorrà cercare di conquistare. Da 5 verso 6 su Cunial sui 3 metri, poi si torna ancora dietro da Novello difeso in qualche modo da Trebaseleghe, che riesce a ricostruire in questa azione appoggio di Ceolin, si va in 4 da Soldan sul muro di Niero, poi tenuto da Zanatta, palla in 4 per Mason perde l'equilibrio in attacco, infatti cade diciamo indietro, la palla scorre il nastro della rete e termina out laterale. Una bella azione quella vista qui a Trebaseleghe per entrambe le squadre. 7-5 Treviso. Le altre formazioni Orogranata sono impegnate ad esempio nel campionato di Serie C Under 17, dove in Under 17 Volley Treviso conduce a 6 punti contro Spes Belluno a 3, Pulpre Alpi a 3, Cosmos Bianco 0 e Trevaglio 0. In Serie C, dopo 3 gare giocate, Volley Treviso è all'8° posto, con Bassano prima in classifica. Cunial tenuto da Pegoraro, si va di nuovo in 4 da Mason tira sul muro di zona 1, quindi sul muro del numero 4 Fisicalo, che poi prova a fare un'autocopertura ma non riesce col braccio a tenere sul pallone, e quindi punto conquistato da Mason, che cambia sostanzialmente la direzione in attacco. Prima con la palla girata verso la diagonale aveva sostanzialmente scorso la rete, poi la palla è andata fuori. Adesso con una palla in lungolinea è riuscito a conquistare un money in vincente. Cambio nel frattempo per il Silvolle Trebaseleghe, esce in battuta il palleggiatore Niero, entra col numero 6-8 Marco Catarin, che si prepara al servizio e conquista un buon rendimento al servizio. Poi un po' con la tecnica dei polli in questa rotazione, lo diciamo ovviamente in senso buono, rivolto ai nostri giocatori, si fanno un po' fregare con questa azione tattica di Trebaseleghe, dove Cunial, tentando l'appoggio in murata ricostruita, non riesce appunto ad ottenere questa azione e quindi si prende una murata. Soldan riceve fuori dai 3 metri, alzata dietro per Novello va alto sul muro di Mason, che poi riesce ad alzare il pallone in difesa. Attacca ancora Mason sul muro di Mozzi, difesa per Cunial, attacco di Mozzi, ricostruzione, si va dietro da Novello forte sulle mani di Stellin ferma a muro gli Orogranata e non solo. Silvolle Trebaseleghe si porta avanti di una lunghezza in questo momento, 8-7. Un rendimento crescente quello dei giocatori di Trebaseleghe a muro, un rendimento forse un po' calante quello dei giocatori di Treviso. Ancora infrazione di rotazione chiamata dall'arbitro Simone Natale. - 9-7 per Trebaseleghe. Non riusciamo a capire quale sia, diciamo, il fallo commesso, ma l'arbitro l'ha visto e ci affidiamo al suo buon senso.
Nel frattempo, che coach Zanin chiama il primo time out a suo favore o sfavore, vedetela come volete in base al punteggio della partita, proviamo a spiegare un po' quella che sarà la formula dei playoff, che più che una formula dei playoff sembra il codice da Vinci, diciamo, traslato nello sport. Sostanzialmente lunedì 29 marzo la FIPA ha ufficializzato il cambio di formula del campionato di Serie B a causa delle tante spostamenti Covid, e con circa 250 partite da recuperare in tutta Italia, questo è il dato che la FIPA diffonde. La seconda fase è stata rimodulata con dei playoff promozione. Sostanzialmente, dopo tutta questa fase di recuperi che dovrà essere terminata entro domenica 2 maggio, le prime 4 classificate di ogni mini girone saranno automaticamente qualificate ai playoff. Treviso in questo momento è d'ufficio già qualificata e quindi appunto atterrerà in questa seconda fase. Le prime 4 di ogni mini girone si incroceranno in base alla classifica, prima, quarta, seconda, terza, eccetera, eccetera. Dovranno giocare gare al meglio delle 2 gare. La seconda gara di queste 2 gare che giocheranno sarà in casa per agevolare appunto la meglio classificata. In caso di vittoria, una per parte, ci sarà un golden set, un set supplementare. Sostanzialmente nella situazione attuale, prima della gara di oggi, chiaramente prima della gara contro Baselege, Treviso da seconda in classifica potrebbe incontrare la Chioene Padova, che però attualmente è terza nel girone di 2, nell'alto girone, ma deve ancora giocare 2 gare causa recupero. Una di queste 2 gare che deve recuperare la Chioene Padova è proprio contro la Niagara Quattro Torri Ferrara, che al momento è sopra di poco a Padova. Quindi, essendoci un solo punto di scarto tra Padova e Ferrara, c'è la possibilità che Padova, se vince, superi Ferrara e che quindi il nostro prossimo avversario sia Ferrara. Quindi Treviso se la giocherà o con la Chioene Padova o con Ferrara. Fatta questa fase e determinate le 4 squadre vincenti, ci sarà una seconda fase di playoff. Fatta questa fase ce ne sarà un'altra ancora e sostanzialmente 6 squadre in tutta Italia potranno accedere al pool che poi potrà promuovere a 3. Andiamo per step. Prima di tutto c'è da vincere la gara di oggi. Al momento Sil Volley avanti di 2 lunghezze. Al momento Treviso avanti nel primo set 1-0. In questo momento confusione nel campo di Trebaseleghe. 10-9, sempre per gli avversari. Ancora un turno di battuta per Mozzato, che proverà a conquistare questo cambio palla per Treviso, vedendo se ci sarà un riequilibrio dei punti a favore degli Oro Granata. Mazzon sul libero basso che riceve bene, si va dietro da Tommaso Mason. Tommaso Mason a terra con un attacco da posto 2 verso posto 6, vincente. Ecco, piccola nota, nel campo avversario resta in panchina Alberto Niero e gioca in questo momento Marco Catarin, palleggiatore di 184 cm, anche lui a Treviso nella stagione 2019-2020. Mason tira forte in battuta, la palla sfiora il soffitto ma poi va nel campo di Trebaseleghe. Infrazione un po' ingenua forse da parte del palleggiatore avversario, scusate, Marco Catarin, che su una ricezione a filorete su un appoggio a filorete di Campagnol commette fallo. -1 per gli Oro Granata. Fisicaro alla battuta, si alza alto il pallone anche Fisicaro, poi lo lavora basso, riceve sui 3 metri, si va dietro dall'opposto avversario Pegoraro, ancora la palla nel campo di Trebaseleghe, infrazione al palleggio per Catarin. C'è qualche gesto un po' spazientito del palleggiatore Niero in panchina nel campo di Trebaseleghe. Voi forse lo potete notare, è quello vestito in azzurro, seduto in panchina tra il dirigente Dario Paglia e l'allenatore, insomma, Matteo Daldello. Fatto sta che siamo sul punteggio di 11 pari, anche se 11, come dico sempre, è un numero dispari, e alla battuta c'è Nicolò Fisicaro per Volley Treviso, che si prepara al servizio.
basso, riceve bene. Catarin questa volta va in 4, una brutta alzata per lui. Non un ingresso brillante quello di Marco Catarin per il momento qui in campo. 3 errori sostanzialmente su 3 azioni attribuibili a lui, consolato dai giocatori che lo abbracciano. Qualche esperienza anche per lui nel campionato di Serie B sarà sicuramente importante. Fisicaro, lavora il pallone su Campagnol, Campagnol sui 3 metri, Catarin va dietro, sulle mani di Pegoraro, mani in vincente. C'era il muro a 1 trevigiano, colto probabilmente impreparato, Crosato in questa azione aveva letto un'altra scelta, aveva ipotizzato un'altra scelta da parte di Catarin, quindi muro in per Treviso. 12 pari, ancora parità. Stellin. Salto flot per lui. Ricezione che si spinge verso il posto 4 per gli Oroganata. Appoggio facile ancora nel campo di Trebasele che la palla. Campagnol prova un pallonetto corto, ma davanti a sé trova Crosato che rispinge di qua la palla più forte che poteva e conquista questo punto. 13-12 Treviso. Edo Cunial alla battuta. Seconda palla per Edo che finisce sostanzialmente in quella zona della rete. Speriamo possa ritrovare continuità presto Edo al servizio. No, un giocatore che fino a questo momento del campionato ha avuto una prestazione più che egregia e che in questo momento in quel lato del campo, probabilmente complice l'illuminazione o non si sa, non ha trovato una grande continuità in battuta. Continuità che no, sembrava ci potesse essere per Pegoraro, ma l'arbitro vede out il pallone nonostante le proteste di Trebaseleghe. Punto agli Orogranata. 14-13 il punteggio per Treviso che ritorna avanti di una lunghezza. Crosato, il nostro super centralone, al servizio. Su Mason si sposta un po' Catarin al palleggio, ma riesce comunque ad alzare la palla dietro che poi viene ricostruita nel campo di Trebasele, che appoggio, o meglio attacco di Campagnol. Si va subito in 4 da Soldan, tenuto in difesa da Pegoraro, poi Mason che si sposta verso zona 2 per attaccare, ma viene difeso dagli Oroganata, e poi super attacco di Novello a terra in lungolinea. Qualche pestone sotto rete tra i giocatori delle squadre avversarie, ovviamente non voluto. 15-13 Treviso. Avrete visto come nell'azione appena terminata Begoraro fosse andato corto a prendere un appoggio e Mason ha fatto uno spostamento verso zona 2 per poter attaccare dietro in zona 2 appunto il pallone. Campagnol nel frattempo viene murato da Novello, un attacco in lungolinea per Campagnol, murato da Novello, che costringe al time out il coach di Trebasele, che diciamo come sono le cose, il coach di Trebasele Daldello. Riprende il gioco sul 16-13 per Treviso, sul turno di battuta di Federico Crosato per gli Orogranata. In P4 la squadra avversaria, su Mason riceve bene, si va subito in 4 da Campagnol. Campagnol tenta il tocco a muro o tenta di attaccare verso zona 6, non lo sapremo mai. Fatto sta che il pallone va fuori lungo, proprio in zona 6 di Treviso.
nel buco a muro tra Novello e Mozzato, e quindi break che si allunga per Treviso ancora con Crosato al servizio. Su Mason ancora una volta, al centro per Zanatta. Zanatta, non con una coordinazione da manuale, riesce comunque a attaccare il pallone e a metterlo morbido morbido verso zona 6 dove non c'era nessuno. È il turno di Campagnol, neo imprenditore di una compagnia vitivinicola, diciamo così, di un'etichetta vitivinicola, ad inserire in battuta questa palla. La precedente battuta di Campagnol era finita lunga da 1 verso 1 al salto flot, questa è finita lunga da 1 verso 5 al salto. Trebasele che dovrà sicuramente provare a trovare più continuità nei fondamentali più aggressivi, quali la battuta e l'attacco, per rimontare le 4 lunghezze di svantaggio su Treviso. Treviso dovrà invece continuare con cosa si è visto nelle altre gare, cioè un buon turno di battuta. Eccolo là. Continua la mia fortuna nel provare a prevedere quali saranno i nostri migliori turni di battuta. Novello commette un errore al servizio. 18-15 per Treviso, palla in mano a Giandomenico Zanatta. Anche lui 9 stagioni a Treviso. Si va in 4 da Soldan, infrazione a muro chiamata Catarin dal secondo arbitro Simone Natale. Natale che nei miei pregressi ha più di una vicenda, ma questa è un'altra storia. E sostituzione chiesta in casa trevigiana col numero 10. Esce il nostro Dado Soldan, col numero 8 entra Gioele Favaro, anche lui coautore di una buona prestazione insieme a Dado Soldan in questo campionato di Serie B. Per il momento vedremo cosa ci aspetterà e cosa ci riserverà il futuro da maggio in poi, e con una gara sabato molto importante per la parte alta della classifica. E arriva nel frattempo il muro di Mozzato. Treviso ovviamente non aveva ambizioni di promozione, come non le ha mai avute nella sua storia, ma l'appetito viene mangiando, e quindi l'obiettivo di questa squadra e della formazione di coach Zanini in una stagione davvero particolare come questa è quello di raccogliere il più possibile e di provare a spingersi con il nostro nasetto più in là possibile nella classifica. Buona la battuta trevigiana, a muro no, contrasto tra pareggiatore e schiacciatore non avvenuto, attacco il primo tempo difeso dagli Orogranata, si va dietro da Pegoraro. Pegoraro conquista il punto in attacco. 20-16 per Treviso, vantaggio di 4 punti da gestire per gli Orogranata in questo finale di secondo set del match infrasettimanale del 31 marzo. Ricordiamo che se tutto... Anzi, vediamo prima l'azione. Catarin, Favaro, si va dietro da Novello. A muro non si capisce perché la squadra avversaria, anche qui ci vorrebbe replay, ha opzionato un grande spazio tra l'asta della rete e il primo giocatore a muro, e Novello si è filato dentro con questo attacco vincente. Alta sostituzione per gli Orogranata, esce col numero 12 Matteo Mozzato, entra col numero 3 Andrea Pegoraro, che ha avuto delle buonissime prestazioni quando è stato chiamato in sostituzione del nostro giocatore numero 12 Matteo Mozzato. Pegoraro introduce la battuta bene su basso, ricostruzione difficile per Trebaseleghe, Mason, poi di nuovo Mason fa un attacco su Cunial. L'attacco che lo fa guardando verso il basso e cercando di spingere la palla più alta possibile verso l'alto, cercando mani out, che ha ottenuto il famoso colpo cielo di Mason. 21-17 per Treviso, palla in mano agli avversari. Lavora la palla Mason, ricevuta bene da Ceolin, si va al centro con l'attacco di Crosato, che poi viene spinto fuori di seconda intenzione
da Pegoraro degli avversari e quindi punto per Volley Treviso, 22-17. È di nuovo il turno di Nicolò Fisicaro, il servizio. Vediamo cosa riuscirà a conquistare Nicolò. Si ferma in mezzo al campo la battuta di Nicolò Fisicaro, punto per Trebaseleghe, 22-18. Stelin, battuta salto fuori per lui su Ceolin. Ceolin riceve bene al centro. Crosato, attacco in 7 verso la strettissima zona 5, direi tra zona 4 e zona 5, che nel gergo degli scout abbiamo dietro qui alla schiena il nostro Lollo Maggio. Quella è la zona che si classifica come 7. Zona 7, poi c'è la zona 8 che è la zona 6 corta e c'è la zona 9 che è la zona 1 corta, quindi attacco di Crosato vincente verso zona 5 corta che è la 7. Time out richiesto da Trebaseleghe. Dicevamo, Covid permettendo e connessioni permettendo, saremo anche sabato a Belluno per una diretta sui canali di Volley Treviso di una gara davvero importante contro i primi in classifica, giocatori molto esperti con grosse ambizioni come era Darold Belluno. Nel frattempo arriva l'errore al servizio di Cunial, di Edo Cunial, 23-19, 2 punti alla conquista del secondo set per gli Oro Granata. Trebaseleghe, 19 punti a tabellone, pronto con Pegoraro. Pegoraro si alza alto il pallone, lavora forte la palla, ma non riesce a trovare il rettangolo di gioco Oro Granata. Set point quindi affidato a Federico Crosato per Volley Treviso. Ed è Federico Crosato che batte su Mason, Mason riceve bene, si va al centro da Zanatta, Zanatta money out sul nostro centralone Andrea Pegoraro. Ancora set point nelle mani di Volley Treviso, 24-20, palla in mano a Campagnol. Nelle ultime 2 rotazioni Campagnol non ha trovato rettangolo di gioco, come minimo se continuo con la precisione che ho di azzeccare le battute, adesso potrà conquistare un ace Campa. Invece viene tenuto da Favaro, attacco al centro di Pegoraro e Pegoraro in campo 25-20 nell'angoletto di zona 1, quindi secondo set conquistato da Volley Treviso e noi ci risentiamo tra 3 minuti.
Si ritorna in campo nel recupero della terza giornata del campionato di Serie B, qui a Trebaseleghe, squadre sullo 0-0 con Treviso avanti 2 set, confermati da entrambi gli allenatori, i sestetti visti alla fine del secondo set con i due palleggiatori entrati appunto nel finale del secondo set, che restano in campo anche in questo match. Nel frattempo arriva il primo punto in attacco del nostro Edo Cunial, 1-0 per Treviso. Leggiamo il tabellino del secondo set offerto dai numeri di Lorenzo Maggio. Allora, vediamo come sono andate le due formazioni. In ricezione sicuramente è andato meglio Treviso con 47% di positività contro il 33% di Trebaseleghe. In attacco le due percentuali di punto si equivalgono, 25 per Treviso, 26 per gli avversari. Sicuramente Trebaseleghe con 6 errori e 3 murate con cui ha conquistato appunto, o meglio, ha commesso più errori di Treviso, che invece ha fatto 3 errori in attacco e 2 attacchi murati. I muri sono appunto 3 per Treviso e 2 per Trebaseleghe. Gli errori dell'avversario sono 14 quelli di Trebaseleghe e 10 quelli di Treviso. Tanti sono stati anche gli errori in battuta per gli Oro Granata, ben 7 contro un solo ace. Fino ad ora il miglior realizzatore, o meglio, il miglior realizzatore del secondo set è Marco Novello con 6 punti. E invece nel campo di Trebaseleghe i migliori realizzatori sono 2, sono Tommaso Mason e Giandomenico Zanatta. Si gioca nel frattempo in campo qui a Treviso, è appena arrivato un muro di Trebaseleghe su Gioele Favaro, che ha attaccato un lungolinea. Coach Zanin lo invita in questo momento a cambiare la direzione in attacco. Il muro è stato conquistato dal giocatore più alto degli avversari, Katarin. È ironica ovviamente, però è riuscito appunto a conquistare questo punto. Si va da Novello infila una battuta in diagonale, un attacco scusate in diagonale vincente. 3-2, comincia a perdere colpi per Treviso. Federico Crosato al servizio. Crosato al servizio su Basso non riceve bene, è costretto ad alzare in bugger come può il palleggiatore avversario. Subito veloce la palla a Gioele Favaro in posto 4 che attacca in diagonale sulle mani del centrale di Zanatta, avversario, e conquista questo buon punto in attacco. Ancora Treviso avanti 4-2. Crosato su Basso, si sposta verso posto 4 Katarin, alza una palla in prima linea, prova ad arrivarci Pegoraro saltando da seconda linea, ma Pegoraro appunto era in seconda linea, quindi ha commesso infrazione entrando e calpestando lo spazio dentro i 3 metri e commettendo un fallo di appunto invasione dei 3 metri. E ancora Crosato a servire, questa volta da 1 verso 5, Mason riceve sui 3 metri, ancora Katarin chiama in causa Pegoraro, difeso da Novello. Un brutto palleggio quello tentato da Crosato, come si dice in allenamento per prenderci in giro tra compagni, si sono incastrate le dita sul pallone. In realtà voleva tentare un appoggio, un'alzata di appoggio bello alta, ma non è riuscito. Poco male, 5-3 per Treviso. Zanatta su Favaro, mozzato, primo tempo vincente. Azione pulita per Treviso. 6-3. Oro Granata che dovranno mantenere questo trend positivo anche nelle prossime partite. Sin da sabato speriamo possano tenere questo trend positivo. Sostituzione dei liberi per coach Zanin. Esce Ceolin, entra Michelan a sostituirlo. Anche Ettore trova il campo in questo match. Nel frattempo Novello non riesce a passare il campo con la battuta. 6-4 Treviso. Ancora sostituzione dei liberi.
probabilmente Zanin giocherà da questo momento con un libero di ricezione e un libero di difesa. Ceolin in ricezione e Michelan in difesa. Vedremo tra poco cosa succederà. Favaro nel frattempo riceve bene, si va subito dietro da Novello. Novello chiude di spalla questo colpo forte forte nell'angoletto di zona 1 dove non c'è nessuno. Lo potete vedere, ormai è già passato, ma lo potrete notare dai prossimi attacchi. Quando Novello vuole attaccare queste palle, aspetta il pallone, poi con tutta la forza che ha lo avvolge di spalla e chiude una palla praticamente imprendibile verso l'angoletto di zona 1. Raccoglie il pallone che gli era appena scappato Favaro e si prepara alla battuta. Tira forte Favaro su Mason, Mason tiene, si va da Pegoraro che va a terra. Pegoraro in questa rotazione attaccava da posto 4 anziché da posto 2, è abituale nel volley, la prima palla per l'opposto poterla attaccare in questa rotazione da lì. Abbiamo interpretato male a Muro questa possibilità e ha attaccato Muro a 1 vincente in diagonale. Ed è Mason a servire su Ceolin che riceve bene al centro per Mozzato. Mozzato guarda da una parte, attacca dall'altra il pallone, conquistando un punto importante per gli Oro Granata. 8-5 ed è proprio lui che va a servire il pallone in questo momento. Adattamenti in ricezione anche per Trebaseleghe che prova a ipotizzare quale sarà la traiettoria di Mozzato. Non è necessario perché la palla si ferma sul nastro della rete per Mozzi. 8-6. Quest'oggi Treviso fino ad ora non ha fatto registrare al tabellino quei buonissimi turni di battuta che si sono visti nelle ultime gare. Trebaseleghe con Stellin prova a introdurre il pallone da ora verso Cunial. Cunial costringe all'alzata di Bagher Fisicaro, poi attacca ma viene murato da Silvolli che accorcia il break, o meglio accorcia la distanza con i ragazzi di coach Michele Zanin. Ancora Stellin al servizio. Su Cunial spigola un po', ma Novello riesce a tenere sul pallone, poi si ributta di là in Bagher. Ricostruzione facile per Trebaseleghe, ma arriva Crosato che aspetta Zanatta. Lo aspetta proprio posizionandosi davanti a lui nella rincorsa. Zanatta chiude verso la diagonale, Crosato lo vede e con le mani ben invadente blocca questo attacco avversario. Muro vincente per Treviso. Come vi confermo, come vi anticipavo, che Zanin in questo momento sta giocando con i due liberi, uno di ricezione che è Ceolin e uno di difesa che è Michelan. Palla facile per Treviso, Michelan ad alzare per Novello. Novello! Lungolinea, continuano a tenergli la parallela sempre libera a Novello. Novello lo vede e attacca in diagonale su basso. 10-7 Treviso, ancora Fisicaro al servizio. Tira forte Fisicaro, Campagnol in qualche modo riceve. E attacco intelligente di Pegoraro che lavora sul muro Oro Granata, conquistando il money out che lo accompagna ai 9 metri per il servizio che è di suo turno in questo 8-10 per Treviso. Pegoraro prova a lavorare da 1 verso 1, ma la palla termina out. Seguiteci sui canali social, Facebook, Instagram, TikTok, per tutte le novità e tutte le news sulle squadre Oro Granata. Cunial
out di un classico soffio, la battuta di Edo Cunial fa segnare il punto numero 9 nel lato di Trebaseleghe. Under 15, nel frattempo termino la visione delle classifiche. Volley Treviso è impegnata con 2 squadre. Volley Treviso A conduce la classifica con 6 punti. Secondo posto Newcomelico, Spes Belluno al terzo posto, Pulpre Alpi al secondo posto, Darol Belluno al quinto posto. Under 15 girone B, Volley Treviso al primo posto, 8 punti, San Donà al secondo posto con 3 punti, La Piave terzo posto con 3 punti. Cambio nel frattempo, ritorna in campo la maglia numero 3 di Andrea Pegoraro ed esce Mozzato. Under 13 in questo momento Volley Treviso è a seconda, deve ancora iniziare il campionato del girone B. È iniziato invece il campionato con una giornata del girone C. Il Volley Treviso è al primo posto a pari punti con San Donà, ma ripeto, è solo una prima giornata, quindi è poco attendibile. Questa è un po' la panoramica delle classifiche delle squadre Loganata. La partita è sul 12-10 per Treviso e al servizio c'è il giocatore numero 2, Giandomenico Zanatta, per i giocatori in maglia blu, cioè per i giocatori del Sea Volley Trebaseleghe. Zanatta salto flotto da 5 verso 1, ma la palla si ferma sul nastro della rete. Quindi punto Treviso. Vedete, continuate a vedere il cambio di liberi, che è una cosa che usano anche in qualche squadra di Serie A, in qualche frangente di match. Novello al servizio sulla P2 avversaria. Quando diciamo P2, P1, P6, P5 lo diciamo per i meno esperti, è riferimento della posizione del palleggiatore, cioè da dove il palleggiatore si trova rispetto al campo e ai compagni, giocatori della sua squadra, e questa chiaramente posizione influenza tutta una serie di schemi di ricezione e di poi sviluppo del gioco in base appunto alla posizione del palleggiatore. Ed è money out vincente quello appena conquistato da Favaro per Treviso. 14-11 per i ragazzi di Zanin. Lo ricordiamo, coach Michele Zanin costretto ai box ed egregiamente sostituito dallo staff trevigiano, ma in particolare dall'assistente allenatore Federico Salvego, ora seduto in panchina insieme a Guido Ordaliso. Zanin, ritornato a riprendere le redini della sua squadra, ci diceva proprio lui che è per la prima volta nella storia che perde sostanzialmente un periodo così lungo di allenamenti e di match. Mason conquista il punto urlando in faccia ai nostri giocatori. Trebaseleghe tenta di rimanere aggrappato alla partita come può. 14-12, sempre avanti Treviso. Ci aspettiamo presto un importante break degli Oroganata, ma nel frattempo arriva l'ace di Mason proprio nell'angoletto di zona 5 dietro a Cunial, che aveva interpretato la palla out perché gli è passata sopra le spalle, ma poi è calata all'ultimo ed è andata in campo. Una lunghezza ancora da poter sfruttare per Treviso. 14-13. Questa volta la palla è corta. Cunial infila il ginocchio sotto e riesce a ricevere il pallone. Novello tenuto in difesa dagli avversari. Palla alta da giocare per Campagnolo su Pegoraro. Si va ancora nel campo avversario da Pegoraro. Pegoraro sull'angoletto di zona 1, proprio sopra la linea. 14 pari, equilibrio per le due formazioni. E coach Zanin che si avvicina all'arbitro per chiamare un time out, quindi ci sentiamo tra 30 secondi.
E rientriamo in campo sul 14 pari del terzo set. Treviso avanti 2-0 nel match. Ed è out questo pallone. Ed è out questo pallone. Battuta di Mason. 15-14 Treviso, sembrava, possiamo capirlo, per gli avversari, ma vi garantiamo che col nostro video check umano abbiamo visto che la palla è out. Pecoraro si prepara al servizio per Treviso da 5 verso il nastro. Un brutto gioco quello degli Oro Granata in questo set, capiamo quanto sia difficile restare concentrati, però una concretezza in attacco difficile e tante battute sbagliate non stanno sicuramente agevolando la continuità Oro Granata. Speriamo Volley Treviso possa ritrovare un po' più di concretezza nelle azioni a partire da questo turno, con Favaro fuori dai 3 metri, poi si va da Novello lavora il pallone difeso da Mason. Si va in 4 da Campagnol sulle mani di Crosato, poi subito dietro si apre dall'altra parte il gioco e Matteo Pecoraro vincente in attacco, 16-15, una lunghezza di vantaggio nel punto mediano del set per Tre Baseleghe, 16-15. Bando della matassa da trovare subito per i giocatori di coach Michele Zanin, che osserva la squadra in questo momento da bordo campo e attraverso la mascherina dà qualche consiglio ai suoi, ma arriva l'errore in battuta provvidenziale di Stellin, quindi occasione da sfruttare subito per Nicolò Fisicaro. (16 pari). E Fisicaro su Mason che riceve bene, subito chiamato in pipe Mason che spara out la palla, errore che non ci voleva per Tre Baseleghe, ma colto chiaramente positivamente dai giocatori di Volley Treviso. Una pipe, un'azione buona quella sviluppata da Tre Baseleghe, che aveva forse colto impreparati anche i nostri giocatori a muro, ma errore commesso poi in attacco da Mason e quindi punto per Treviso, con Fisicaro ancora al servizio. Fisicaro questa volta su Campagnol riceve bene, Campagnol che lavora su Novello, d'esperienza Campagnol, un giocatore che anche nelle formazioni trevigiane ha avuto a che fare sempre con magari compagni di squadra con più centimetri, ma che grazie un po' alle sue doti tecniche è riuscito sempre a competere con loro, e anche in questa occasione, grazie alla tecnica, ha appoggiato la palla sulle mani di Novello e ha conquistato questo punto importante. 17 pari, si va poi da Novello tenta la replica per Treviso, aspetta il pallone e lo appoggia sulle mani del palleggiatore avversario Marco Cattarin. 18-17, ancora equilibrio e parità in questo sviluppo del mezzo set trevigiano, il set numero 3. Edoardo Cunial ai 9 metri a lavorare il pallone su Mason riceve verso posto 2, si va in apertura verso Campagnol vincente in attacco. Bravo comunque, c'è da dire, Marco Cattarin, che dopo un po' di timidezza iniziale all'approccio a questo campionato è riuscito a fare un bel palleggio dall'angoletto di zona 2 verso il posto 4 e permettere l'attacco di Campagnol, che poi è in battuta sul 18 pari. Campagnol su Vittorio Ciolin che riceve bene, si viene al centro da Crosato tenuto da Zanatta e poi da Mason. Pecoraro tenuto in difesa, una brutta alzata, bruttissima diciamo di Fisicaro al limite della doppia, poi impossibile da attaccare per Favaro che appunto attacca in rete. 19 Tre Baseleghe, 18 Treviso. Time out richiesto da coach Michele Zanin, appuntamento tra 30 secondi.
E ci avviamo verso la fase conclusiva di questo terzo set con Trebaseleghe avanti 19-18, come dicevo fino a pochi secondi fa, equilibrio e parità, sviluppo da dover sbloccare per una delle due squadre, speriamo per quella nostra, in questo finale di terzo set. Campagnol tira fortissimo su Ciolin riceve di pancia ma la palla in qualche modo non tocca il soffitto, la palla è nel campo di Trebaseleghe in questo momento, ancora pipe per Campagnol che tenta di essere il grande protagonista ma che viene murato. Murato da Crosato, l'attacco di Campagnol che Crosato l'aveva visto arrivare, quindi l'ha aspettato e ha conquistato il muro vincente. E ancora parità quindi per i ragazzi di Zanin, 19 pari. È proprio Federico Crosato che si appresta alla battuta da 1 verso 6, ricevuto in palleggio da basso, si va dietro da Pegoraro, Pegoraro costretto alla traslocazione in salto per attaccare questo pallone, quindi palla facile per Treviso. Favaro smanazza la palla che si appoggia sul muro avversario, cambia la propria direzione e termina a terra nel campo di Trebaseleghe. Naturalmente la fase di gioco è calda, 20-19 per Treviso, time out richiesto da Trebaseleghe. I due opposti sono dei protagonisti per il momento in questo match, chiaramente. Marco Novello avanti con 17 punti realizzati fino ad ora. Matteo Pegoraro lo segue, diciamo, alla seconda posizione con 11 punti. Poi Federico Crosato e Andrea Campagnol con 8 punti. Tommaso Mason, e Matteo Mozzato con 6. Siamo pronti a riprendere qui la palestra di Trebaseleghe con Crosato al servizio ricevuto da basso. Poi si va da Mason da 4 verso l'angolettino di zona 5 dove non c'era nessuno. È una buona tattica quella del posto 4 di attaccare nell'angolo di zona 5 quando a difendere in quella zona c'è il centrale, neo entrato dalla battuta, che tipicamente non è il giocatore più abile in difesa perché è specializzato in altri fondamentali e quindi punto conquistato a Trebaseleghe. Zanatta e vincente Novello, fortissimo proprio su Zanatta, anche lui in lungolinea. 21-20 Treviso col nasetto avanti di un punto da gestire in questa azione di terzo set. Zanin sistema gli ultimi dettagli tecnico-tattici con i giocatori di muro, in particolare con Andrea Pegoraro. Novello alla battuta per Treviso. Tira fortissimo Novello e si stringono forti in un abbraccio i giocatori di Treviso per questo punto importantissimo conquistato da Novello su Mason. Mason ha tentato con un corpo rilassato di contenere questa palla. Fatto sta che Treviso allunga 22-20 e Trebaseleghe chiama l'ultimo time out a disposizione del set. Bella palla questa. Adesso vedremo giocare. Oh, adesso. Si riprende. Bravo. Novello. (22-20) Treviso. Novello. Out il pallone per lui. Laterale d'un soffio, ma palla out.
e quindi tutto è nelle mani di Catarin. Out la palla per Marco Catarin che si alza la maglia sugli occhi, consapevole che questa palla pesava un po' di più del normale. 23-21 e palla in mano a Gioele Favaro per quello che potrebbe essere il punto del 22 per Trebaselegro, potrebbe essere il punto del match point. Oro Granata, e così è, proprio sulla linea di fondo campo. Il libero basso fa un errore di valutazione per Trebaseleghe e quindi match point nelle mani di Treviso. E arriva il match point. C'è stato un problema di grafica probabilmente. Arriva il match point, anzi arriva il punto del match per Volley Treviso che si aggiudica questa partita 25-21 e con un risultato di 3-0 su questo recupero della terza giornata del campionato di Serie B. Appuntamento quindi a sabato a Belluno contro la Darol Logistic Belluno per un match appunto importante, se vogliamo, per la classifica, ma soprattutto un match che sarà un po' un termometro di quella che è stata la crescita degli Oro Granata in questo campionato nazionale di Serie B, da cui ci aspettiamo una buona prestazione dai nostri giocatori e che seguiremo tutti con grande entusiasmo. Grazie per averci seguito, ci scusiamo se c'è stato qualche dettaglio tecnico che non è funzionato. Purtroppo da soli è un po' complesso seguire sia la regia che la cronaca. Speriamo di aver fatto cose gradite.